Quando tu per esempio sali sulla nave non c'è un'assicurazione. In sostanza gli agricoltori hanno perso fiducia nelle loro rappresentanze che li rappresentano. Quindi sono autotrasportatori, agricoltori, però c'è scritto pure commercianti, sì, commercianti, sì. Noi abbiamo cercato l'aiuto a tutti per cercare di cambiare il destino di questa nostra terra. Quindi è il momento autorizzato. I residui autorizzati sono Villafranca, Tremestieri, parliamo dell'autostrada, e il porto di Tremestieri. Purtroppo lo sciopero è previsto per una settimana, perché non si può fare uno sciopero più lungo, deve essere autorizzato. Sì, i nostri rappresentanti, sia Mariano Ferro che Pippo Richichi, Giuseppe Richichi è il rappresentante il presidente dell'associazione nostra, gli autotrasportatori, insieme a Mariano Ferro che è il leader dei forconi, oggi sono state convocate dal governo a Roma. Penso che in questo momento siano, perché già siano a Roma e parlano con il governo, sono state ricevute dal governo a Roma. In un'isola, no? Non abbiamo continuità territoriale. Nonostante abbiamo le raffinerie. Nonostante le raffinerie, il petrolio che viene estratto in Sicilia, basterebbe che le accise finissero. Che la regione mettesse in atto quello che prevede lo Statuto autonomo e facesse pagare delle royalty da destinare alla nostra regione. Solo questo. Quindi